Stop ai mezzi con motore diesel Euro 5 nei contesti urbani superiori ai 100.000 abitanti. Il Veneto ha deciso di rinviare il blocco previsto a partire dal prossimo ottobre, che avrebbe coinvolto le città di Padova, Vicenza, Verona e Venezia. Un blocco che in caso di sforamento dei valori delle polveri sottili avrebbe avuto effetto in tutta la regione sui circa 150.000 veicoli costretti a rimanere in garage. Nonostante le critiche delle associazioni ambientaliste che spingono per l'adozione di misure che rendano migliore la qualità dell'aria, il presidente del Veneto Stefani è fermamente convinto della bontà della decisione della Giunta, con l'idea di affiancare delle misure compensative al provvedimento di cancellazione del blocco. Vi sembra giusto? A me no. Impedire a centinaia di migliaia di veneti di recarsi al lavoro solo perché non possono permettersi un'auto nuova è sbagliato. Proprio per questo abbiamo avviato l'iter per eliminare il blocco degli Euro 5 nelle grandi città. Sì, l'ambiente va difeso, ma non facendo pagare il conto a famiglie e lavoratori. La soluzione è un'altra: eliminare il blocco e prevedere altre misure che secondo le stime produrranno effetti migliori per l'ambiente. Un esempio? Più smart working per alcune categorie di lavoratori e più incentivi per la mobilità alternativa. Perché la Regione del Veneto deve essere al fianco di lavoratori, famiglie e partite IVA e non lasciare a piedi nessuno.